Ecco i dati. Allora, rieccoci qui, Rosanna Bettella, i dati possono essere estremamente interessanti. Sì. Chiedo appunto alla regia se ci mette in onda i dati sulle violenze delle donne in Veneto, che raddoppiano le segnalazioni alle case rifugio in Veneto. Sì, Questo non sono queste, cioè ogni 300 questa... donne residenti una ha preso contatto con un centro antiviolenza e una ogni 700 è stata presa in carico. E Sì, questo è allora, preoccupante come... Rispetto ai centri antiviolenza, che è il posto dove noi ci auguriamo, e lo diciamo alle donne anche che ci ascoltano, se sono vittime di violenza, di maltrattamenti, insomma, di rivolgersi con fiducia ai centri antiviolenza. Noi siamo una regione che ha una legge fatta ancora nel 2013 che è ottima da questo punto di vista, frutto anche della mobilitazione delle tante donne, insomma, degli operatori e le operatrici dei servizi tipo i consultori familiari e quant'altro, per cui davvero sono sorti molti centri antiviolenza, sono stati allestiti case rifugio dove le donne possono essere protette e sono naturalmente indirizzi segreti, no? In cui, perché poi quando c'è di mezzo la violenza c'è tutta una procedura da mettere in campo per tutelare in primis la donna, e poi siccome la maggior parte delle donne che denunciano e che si rivolgono al centro antiviolenza lo fanno soprattutto quelle con figli, c'è da tutelare, chi sono le donne che chiedono i aiuto? minori, insomma. Esatto. Chi sono le donne diciamo che che chiedono sono poche, però sono ancora poche le donne che chiedono aiuto a un centro antiviolenza. Perché rispetto ai dati sui maltrattamenti, sulle violenze che sono fatti sulla base di denunce ai carabinieri o alle forze dell'ordine o di visite in passaggi in pronto soccorso e quant'altro, poi che effettivamente uno inizi un percorso, una donna inizi un percorso di autotutela, no? Di protezione per sé e per i minori in un centro antiviolenza, è ancora una percentuale Però bassa. io ho dei numeri che fanno paura, perché casi presi in carico dai centri veneti sono stati lo scorso anno 2.373, 280 certo. in più rispetto al 2017. Sì. E nel 2018 le segnalazioni sono aumentate del 79%, passando da 4.733 contatti a 8.464. Ho capito, siamo Sì, però poi leggiamo più sotto, in media un contatto su 3 si traduce in una effettiva presa in carico. Perché non ne aveva bisogno? Quello che avviene rispetto alle denunce, allora, nel momento tragico della violenza in sé, la donna magari acquista anche coraggio, no? Si rivolge ai carabinieri, si rivolge alla polizia, va al centro antiviolenza, eccetera. Però poi quello che può succedere è che ritorni indietro. Molto spesso succede perché è la persona cara, si sentono quasi in colpa, no? C'è il legame affettivo che comunque c'è un legame è affettivo che preponderante. poi è molto manipolatorio e anche molto di dipendenza, e quindi è un lavoro davvero molto difficile e complicato quello degli operatori dei centri antiviolenza, delle operatrici, per aiutare le donne a uscire da questa spirale. È il classico, no, vittima e carnefice, rapporto che non è così automatico, che uno si ribella, perché tante volte ci viene da dire: ma come? Ti lasci maltrattare, sono anni che questo te le dà, no? Ti picchia, ti tratta come una pezza da piedi, ti sgrida in continuazione, cioè, eppure è così, succede questo. ed è questo che è da questa spirale che bisogna aiutare le donne ad uscire, e non è assolutamente facile. E infatti le critiche che per esempio noi muoviamo al codice rosso, no? Che è entrato in funzione da poco,
quindi vuol dire che la donna che fa una denuncia deve essere presa in carico entro 3 giorni, no? Noi diciamo che invece questo favorisce il fatto che una non faccia denuncia, perché non lasci il tempo necessario a una donna di elaborare, di come dire, capire, di comprendere, di tirar fuori, no? E quindi è molto... E poi c'è un rischio forte per la donna che poi fa la denuncia e poi torna indietro, che veramente le violenze aumentino ancora di più. Quindi questa materia, come dire, questa situazione deve essere veramente presa con estrema professionalità e delicatezza, perché ci sono di mezzo le vite delle persone. Quando diciamo che il femminicidio è l'ultimo anello, no, sì, è vero, della catena dell'escalation, certo. E però anche le violenze aumentano anno dopo anno, giorno dopo giorno, non è che diminuiscono. E invece, per esempio, proprio dal punto di vista psicologico, è un processo psicologico, la donna pensa sempre e di essere in colpa lei, che quindi il marito ha ragione a trattarla in un certo modo, no? Oppure pensa, con una sindrome da croce rossina, no, di riuscire a farlo desistere, a cambiarlo, ad aiutarlo, no, a uscire da questo delirio, da questo che ha l'uomo che si sente forte. Poi a volte c'è anche di mezzo, ci sono anche di mezzo le dipendenze, marito alcolista, no? È più portato, come dire, anche a usare violenza, quindi le dipendenze anche da droghe o che so io, purtroppo alimentano ancora di più questa spirale, questa drammaticità, insomma, della situazione. Ecco, tornando un po' alle slide, anche i numeri che comunque sono interessanti, donne italiane 67%. Sì. Coniugate o conviventi 59%, quindi più o meno la metà, con un lavoro, anche qui un 52%, con un livello di istruzione medio-alto 64% sì. E con figli 68%, quindi questo fa anche riflettere che una buona percentuale ha un'istruzione medio-alta, però soltanto la metà riesce lavora. Perché la violenza non è in base al censo, no? Allo stato sociale. Se un uomo è violento indipendentemente, è assolutamente trasversale, no? Indipendentemente abbiamo casi anche qua da noi, insomma, di femminicidi in cui l'uomo era un professionista, insomma, no? Una persona di alto rango, come dire, professionale e sociale. Non è detto che sempre che la violenza è più frequente negli strati più poveri, più marginali. Assolutamente trasversale, questo no. Daniele Tronco, ci sono, qui abbiamo analizzato un po' a livello regionale la situazione, però mettendo un focus attenzione nel territorio metropolitano di Venezia, ci sono delle evidenze particolari? No, diciamo che siamo nella media regionale da questo punto di vista, cioè non c'è una situazione particolare che faccia emergere, diciamo, una criticità. Siamo nella media, purtroppo è una tragica media, ma è una media. L'età, siete riusciti a fare un estrapolato dell'età? Perché il fatto un po' che magari ci siano anche attivi, pensionati, eccetera, magari i pensionati sono meno coinvolti da questo, persone di una certa età, invece... No, per esempio i dati che noi abbiamo rispetto proprio all'età, le ultra 63 anni, donne che subiscono violenza o addirittura femminicidio, sono intorno al 32-33%. Quindi e anche non è che sono in maggioranza donne straniere, appunto sono donne italiane. Sì, infatti avevamo visto che la maggior parte, anche qui c'è un grafico interessante che un po' volevo mandare anche all'inizio, purtroppo la percentuale anche di coloro che praticano questi atti di violenza sono il 74,5% sono italiani. Quindi a danno di italiane. Italiani e fra le mura domestiche. E tra le mura domestiche, questa è la maggior parte, questa è la gravità maggiore. Quindi è una patologia, come dire,
familiare, possiamo dire, no? Dei rapporti, eccoli qua i numeri, dei rapporti affettivi, no? Ecco, in questo spaccato che cosa estrapoliamo da questo grafico sostanzialmente? Estrapoliamo che perché la poi dice violenza appunto il 6,12% Nord Africa, 3,7% asiatica. Sì, sono assolutamente... Comunque la maggior parte sono italiani, ma perché certo. sono quelle che forse quelle che denunciano di più? Perché anche penso nordafricane, se anche subiscono violenza, non hanno il coraggio di dichiararle. Nel senso che, come dicevo prima, c'è comunque una difficoltà a fare la denuncia. C'è una difficoltà e il problema è che quando una riceve tante botte ed è costretta a rivolgersi al pronto soccorso, là c'è l'evidenza. È venuta fuori proprio in questi giorni che a Milano faranno una mostra al San Carlo, all'ospedale San Carlo nell'Atrio, delle radiografie. Una chirurga di quell'ospedale ha deciso di allestire una mostra con le radiografie delle donne vittime di violenza. Addirittura ce n'è una in cui si vede, questa è arrivata in pronto soccorso con un coltello piantato sulla schiena. Mamma mia, impressionante. E c'è la radiografia, perché gliel'hanno fatta, no? Ancora oppure con ossa rotte, e pur con questa evidenza, no? A volte le donne negano il fatto, quindi. Dicono che sono cadute per le scale, ma allora se per esempio una ha i segni quasi dello strangolamento sul collo, non è che cadendo dalle scale ti procuri, per cui anche dopo gli operatori del pronto soccorso come anche gli operatori della polizia e dei carabinieri hanno avuto comunque, proprio in virtù delle normative che sono entrate, che abbiamo nel nostro paese, fanno formazione rispetto a questa tematica e quindi sono anche molto attenti, ma anche qua non puoi costringere la donna perché non deve confessare una colpa, no, non è come quando devi cercare certo devi cercare un altro colpevole, lei è la vittima, ma se la vittima stessa e quindi ci vogliono veramente anche qua delicatezza, saper parlare con quella donna per farle venire fuori la verità. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi torniamo perché ci sono anche i numeri dei centri antiviolenza che sono attivi in Veneto, che sono altrettanto importanti, che sono dei luoghi di rifugio, insomma, dove poter risolvere certe problematiche, poi parleremo anche degli eventi sul territorio, tra poco.